Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Traduzione di Valentina Pasquali. Editore De Bastiani, anno 2015. Lettura integrale a più voci realizzata in occasione dell'8ª edizione della Maratona di lettura Il Veneto Legge. Buon ascolto. A Léon Wert. Chiedo scusa ai bambini di aver dedicato questo libro ad un adulto. Il motivo è serio. Questo adulto è il migliore amico che ho al mondo. E c'è anche un altro motivo. Questo adulto capisce tutto, anche i libri per bambini. E c'è anche un terzo motivo. Questo adulto abita in Francia, dove si ha fame e fa freddo, ha davvero bisogno di essere consolato. Se tutti questi motivi non bastano, allora dedico il libro al bambino che questo adulto è stato un tempo. Tutti gli adulti un tempo sono stati bambini, ma pochi di loro se lo ricordano. Allora correggo la mia dedica. A Léon Wert quando era bambino. Francia, 1943. Quando avevo 6 anni, una volta, ho visto una bellissima immagine in un libro sulla foresta vergine che si chiamava Storie vissute. Riproduceva un serpente boa che inghiottiva una belva. Ecco una copia del disegno. Nel libro c'era scritto: i serpenti boa ingoiano la preda tutta intera, senza masticarla. Poi non riescono più a muoversi e dormono per i 6 mesi della durata della digestione. Allora ho riflettuto molto sulle avventure della giungla e a mia volta, con un pastello colorato, sono riuscito a fare il mio primo disegno. Il mio disegno numero 1. Era così. Ho mostrato il mio capolavoro ai grandi ed ho chiesto loro se il mio disegno gli faceva paura. Mi hanno risposto: perché un cappello dovrebbe far paura? Il mio disegno non rappresentava un cappello, rappresentava un serpente boa che digeriva un elefante. Allora ho disegnato l'interno del serpente boa, così che i grandi potessero capire. Hanno sempre bisogno di spiegazioni. Il mio disegno numero 2 era così. I grandi mi hanno consigliato di lasciar stare i disegni dei serpenti boa, aperti o chiusi, e di interessarmi piuttosto alla geografia, alla storia, alla matematica e alla grammatica. È così che all'età di 6 anni ho abbandonato una magnifica carriera da pittore. Ero stato scoraggiato dall'insuccesso del disegno numero 1 e del mio disegno numero 2. I grandi non capiscono mai niente da soli ed è faticoso per i bambini dare sempre e comunque delle spiegazioni. Allora ho dovuto scegliere un altro mestiere e ho imparato a pilotare gli aerei. Ho volato un po' su tutto il mondo ed è vero che la geografia mi è servita molto. Alla prima occhiata sapevo distinguere la Cina dall'Arizona. È molto utile se ci si è persi durante la notte. E così, nel corso della vita, ho avuto anche un sacco di contatti con un sacco di gente seria. Ho vissuto molto tra i grandi. Li ho visti molto da vicino. E la cosa non ha migliorato di molto la mia opinione. Quando ne incontravo uno che mi sembrava un po' sveglio, facevo con lui l'esperimento del disegno numero 1, che ho sempre conservato. Volevo scoprire se era davvero intelligente, ma mi rispondevano tutti: è un cappello. Allora non gli parlavo né di serpenti boa, né di foreste vergini, né di stelle. Mi mettevo al loro livello. Parlavo di bridge, di golf, di politica e di cravatte. E il grande era ben contento di conoscere una persona tanto ragionevole. Così ho vissuto da solo, senza nessuno con cui parlare davvero, fino a 6 anni fa, quando il mio aeroplano ha avuto un guasto nel deserto del Sahara. Qualcosa nel motore si era rotto e siccome con me non c'erano né meccanici né passeggeri, mi preparai a tentare da solo una riparazione difficile. Per me era una questione di vita o di morte. L'acqua da bere mi bastava appena per 8 giorni. La prima sera mi sono dunque addormentato sulla sabbia, a 1000 miglia da qualsiasi luogo abitato. Ero molto più isolato di un naufrago su una zattera in mezzo all'oceano. Allora potete immaginare la mia sorpresa quando all'alba una strana vocina mi ha svegliato e mi diceva: per piacere,
disegnami una pecora. Disegnami una pecora. Sono balzato in piedi come se fossi stato colpito da un fulmine. Mi sono strofinato bene gli occhi, ho guardato bene e ho visto un ometto assolutamente straordinario che mi scrutava con un'aria seria. Ecco il miglior ritratto che in seguito sono riuscito a fargli. Ma ovviamente il mio disegno è molto meno bello dell'originale. Non è colpa mia. Già all'età di 6 anni i grandi mi avevano scoraggiato nella mia carriera di pittore e non avevo imparato a disegnare nulla, tranne i boa chiusi e i boa aperti. Guardai dunque quell'apparizione con gli occhi sgranati per lo stupore. Non dimenticate che mi trovavo a 1000 miglia da qualsiasi luogo abitato. Ora, il mio ometto non mi sembrava né sperso, né morto di fatica, né morto di fame, né morto di sete, né morto di paura. Non aveva affatto l'aspetto del bambino perso in mezzo al deserto, a 1000 miglia da qualsiasi luogo abitato. Quando alla fine sono riuscito a parlare, gli ho detto: «Ma cosa ci fai qui?» E allora lui mi ripeté, piano piano, come se fosse una cosa molto seria: «Per piacere, disegnami una pecora». Quando il mistero è troppo impressionante, non si ha il coraggio di disubbidire. Per quanto potesse sembrarmi assurdo, a 1000 miglia da qualsiasi luogo abitato e in pericolo di morte, tirai fuori dalla tasca un foglio di carta e una stilografica. Ma in quel momento mi ricordai che avevo studiato soprattutto la geografia, la storia, la matematica e la grammatica, e allora dissi all'ometto, un po' di malumore, che non sapevo disegnare. E lui mi rispose: «Non importa, disegnami una pecora». Siccome non avevo mai disegnato una pecora, rifeci per lui uno dei 2 soli disegni che ero capace di fare, il boa chiuso. E con grande stupore sentii l'ometto che mi rispose: «No, no, non voglio un elefante dentro a un boa. Un boa è pericolosissimo e un elefante è molto ingombrante. Dove sto io è molto piccolo. Mi serve una pecora. Disegnami una pecora». Allora gliela disegnai. La guardò attentamente. Poi: «No, questa è già molto malata. Fanne un'altra». Disegnai. Il mio amico sorrise educatamente, con indulgenza. «Lo vedi da te? Non è una pecora, è un ariete. Ha le corna». Allora ho rifatto il disegno, ma fu rifiutato, come i precedenti. «Questa è troppo vecchia. Voglio una pecora che viva a lungo». Allora persi la pazienza e, siccome avevo fretta di iniziare a smontare il motore, gli feci questo scarabocchio ed esclamai: «Questa è la cassa. La pecora che vuoi sta dentro». E con mia grande sorpresa vidi il volto del mio giovane giudice che si illuminava. Era proprio così che la volevo. Credi che questa pecora abbia bisogno di molta erba? Perché? Perché dove abito io è molto piccolo. Di sicuro basterà. Ti ho fatto una pecora molto piccola. Chinò la testa verso il disegno. È mica tanto piccola. Guarda, si è addormentata. E fu così che feci conoscenza con il Piccolo Principe. Mi ci è voluto tanto a capire da dove venisse. Il Piccolo Principe, che mi faceva un sacco di domande, non sembrava sentire le mie. Sono state delle parole pronunciate per caso che poco a poco mi hanno rivelato tutto. Così, quando vide il mio aereo per la prima volta, non disegnerò il mio aereo, è un disegno troppo complesso per me, mi chiese: «Che cos'è quella cosa lì?» «Non è una cosa, vola, è un aereo, è il mio aereo». Ed ero orgoglioso di fargli sapere che volavo. Allora esclamò: «Ma come? Sei caduto dal cielo?»
Sì, dissi modestamente. Ah, che strano. E il piccolo principe fece una risatina molto graziosa che mi irritò parecchio. Vorrei che le mie sventure venissero prese sul serio. Poi aggiunse: allora anche tu vieni dal cielo. Di che pianeta sei? Intravidi immediatamente una luce nel mistero della sua presenza e gli chiesi bruscamente: allora tu vieni da un altro pianeta? Ma non mi rispose. Scosse leggermente la testa mentre guardava il mio aereo. È vero che su questo coso non sei potuto arrivare da molto lontano? E sprofondò in una lunga fantasticheria. Poi, tirando fuori la mia pecora dalla tasca, si tuffò nella contemplazione del suo tesoro. Immaginate quanto potessi essere incuriosito da quella mezza confidenza su gli altri pianeti. Mi sforzai dunque di saperne di più. Da dove vieni, ometto? Dov'è casa tua? Dove vuoi portare la mia pecora? Mi rispose dopo aver meditato in silenzio. La cosa buona è che la cassa che mi hai dato di notte le farà da casa. Certo, e se sarai bravo ti darò anche una corda per legarla durante il giorno e un paletto. La proposta sembrò sconvolgere il piccolo principe. Legarla? Ma che idea bizzarra! Ma se non la leghi se ne andrà in giro e si perderà. E il mio amico scoppiò a ridere di nuovo. Ma dove vuoi che vada? Da qualunque parte, dritto davanti a sé. Allora il piccolo principe osservò con aria grave: non fa niente, dove sto io è talmente piccolo. E con un po' di malinconia forse aggiunse: dritto davanti a sé, non si va molto lontano. Così ero venuto a sapere una seconda cosa molto importante. Il suo pianeta d'origine era poco più grande di una casa. La cosa non mi stupì molto. Sapevo che al di là dei grandi pianeti come la Terra, Giove, Marte, Venere, a cui sono stati dati dei nomi, ce ne sono altre centinaia che a volte sono talmente piccoli che difficilmente si riesce a vederli col telescopio. Quando un astronomo ne scopre uno, gli dà per nome un numero. Lo chiama, ad esempio, l'asteroide 3251. Ho validi motivi per credere che il pianeta da cui proviene il piccolo principe sia l'asteroide B612. Questo asteroide è stato visto al telescopio una sola volta nel 1909 da un astronomo turco. Fece allora una solenne presentazione della sua scoperta a un congresso internazionale di astronomia. Ma nessuno gli credette per come era vestito. I grandi sono così. Fortunatamente, per la fama dell'asteroide B612, un dittatore turco impose al suo popolo, sotto pena di morte, di vestire all'europea. L'astronomo ripeté la dimostrazione nel 1920 con un abito molto elegante e stavolta tutto il mondo fu d'accordo con lui. Se vi ho raccontato questi dettagli sull'asteroide B612 e se vi ho rivelato il suo numero è per colpa dei grandi. Ai grandi piacciono molto i numeri. Quando gli parlate di un nuovo amico non vi fanno mai domande sull'essenziale, non vi dicono mai: che suono ha la sua voce? Quali sono i suoi giochi preferiti? Colleziona farfalle? Vi chiedono: quanti anni ha? Quanti fratelli ha? Quanto pesa? Quanto guadagna suo padre? Solo allora credono di conoscerlo. Se dite ai grandi: ho visto una bella casa di mattoni rosa, con dei gerani alle finestre e delle colombe sul tetto, non riescono a immaginare la casa. Bisogna dirgli: ho visto una casa da 100.000 franchi. Allora esclamano: ma che bella! Così, se gli dite: la prova che il piccolo principe è esistito è che era bellissimo, che rideva e che voleva una pecora. Quando uno vuole una pecora è la prova che esiste. Alzeranno le spalle e vi tratteranno come un ragazzino. Ma se gli dite: il pianeta da cui proveniva è l'asteroide B612,
Allora li avrete convinti e vi lasceranno in pace con le loro domande. Sono fatti così. Non bisogna prendersela. I bambini devono essere molto indulgenti con i grandi. Ma è ovvio che noi che capiamo la vita ce ne infischiamo dei numeri. Mi sarebbe piaciuto iniziare questa storia come una favola. Mi sarebbe piaciuto dire: c'era una volta un piccolo principe che abitava su un pianeta poco più grande di lui e che aveva bisogno di un amico. Per chi capisce la vita sarebbe sembrato molto più vero, perché non mi piace che il mio libro venga preso alla leggera e racconto questi ricordi con grande dispiacere. Sono già 6 anni che il mio amico se n'è andato con la sua pecora. Se adesso provo a descriverlo, lo faccio per non dimenticare. È triste dimenticare un amico. Non tutti hanno avuto un amico. E io posso diventare come i grandi che si interessano solo ai numeri. Per questo ho comprato una scatola di colori e delle matite. È dura rimettersi a disegnare alla mia età, quando i soli tentativi fatti sono stati un boa chiuso e un boa aperto, all'età di 6 anni. Allora cercherò di fare dei ritratti il più possibile somiglianti, ma non sono affatto sicuro di riuscirci. Un disegno va bene e un altro non è somigliante. Mi sbaglio anche un po' sulla statura. Qui il piccolo principe è troppo alto, là è troppo basso. Non sono sicuro nemmeno sul colore del suo vestito. Allora vado a tentativi, così come posso. Mi sbaglierò su dei dettagli più importanti, ma dovrete perdonarmelo. Il mio amico non dava mai spiegazioni. Forse mi credeva simile a lui. Però, sfortunatamente, io non sono capace di vedere le pecore attraverso le casse. Forse sono un po' come i grandi. Sarò invecchiato. Ogni giorno imparavo qualcosa sul pianeta, sulla partenza, sul viaggio. Veniva naturale, con qualche riflessione casuale. E fu così che il terzo giorno conobbi il dramma dei Baobab. Anche stavolta fu grazie alla pecora, poiché il piccolo principe mi chiese bruscamente, come colto da un serio dubbio: «È vero, no, che le pecore mangiano gli arbusti?» «Sì, è vero». «Ah, sono felice». Non capivo perché fosse tanto importante che le pecore mangiassero gli arbusti, ma il piccolo principe aggiunse: «E dunque mangiano anche i baobab?» Feci notare al piccolo principe che i baobab non sono arbusti, ma alberi grandi, come chiese, e che se anche avesse portato con sé una mandria di elefanti, tutta la mandria non sarebbe venuta a capo di un solo baobab. L'idea della mandria di elefanti fece ridere il piccolo principe. Andrebbero messi uno sull'altro. Ma osservò saggiamente: «I baobab, prima di crescere, sono piccoli». «Esatto, ma perché vuoi che le tue pecore mangino i piccoli baobab?» Mi rispose: «Beh, è ovvio», come se si trattasse di una cosa evidente. E mi ci volle un grande sforzo di ragionamento per capire da solo il problema. E in effetti, sul pianeta del piccolo principe, come su tutti i pianeti, c'erano le erbe buone e le erbe cattive. Di conseguenza, i semi buoni delle erbe buone e i semi cattivi delle erbe cattive. Però i semi sono invisibili, dormono nel segreto della terra, fino a che uno di loro non gli venga la fantasia di svegliarsi. Allora si stira e cresce, prima timidamente verso il sole, uno splendido germoglio inoffensivo. Se si tratta di un germoglio di ravanello o di rosa, si può lasciare che cresca come vuole. Ma se si tratta di una pianta cattiva, va estirpata immediatamente, non appena viene riconosciuta. Ora, c'erano dei semi terribili sul pianeta del piccolo principe, ed erano i semi del baobab. Il suolo del pianeta ne era infestato. Ora, un baobab, se lo si prende troppo tardi, non si riesce più a sbarazzarsene. Invade tutto il pianeta.
lo trafigge con le radici. E se il pianeta è troppo piccolo e se i baobab sono troppo numerosi, lo fanno esplodere. È una questione di disciplina, mi disse in seguito il piccolo principe. Dopo la toilette del mattino, bisogna fare accuratamente la toilette del pianeta. Bisogna imporsi regolarmente di estirpare i baobab non appena li distinguiamo dalle rose, a cui somigliano tanto quando sono molto piccoli. È un lavoro molto noioso, ma molto facile. E un giorno mi consigliò di impegnarmi a realizzare un bel disegno, per far entrare bene in testa quell'idea ai bambini delle mie parti. Se un giorno viaggeranno, potrà essergli utile. A volte non crea problemi rimandare a più tardi il proprio lavoro, ma quando si tratta di baobab è sempre una catastrofe. Una volta ho visto un pianeta abitato da un pigro. Aveva trascurato 3 arbusti. E seguendo le indicazioni del piccolo principe ho disegnato questo pianeta. Non mi piace fare il moralista, ma il pericolo dei baobab è molto poco noto e i rischi che correrebbe uno che si perde su un asteroide sono così gravi che per una volta ho fatto un'eccezione alla mia riserva. Dico, bambini, state attenti ai baobab. E per avvertire i miei amici del pericolo che correvano da tanto tempo, come me, senza saperlo, che ho lavorato a questo disegno. La lezione che ho dato ne valeva la pena. Forse vi chiederete perché in questo libro non ci sono altri disegni grandiosi come quello dei baobab. La risposta è molto semplice. Ci ho provato, ma non ci sono riuscito. Quando ho disegnato i baobab ero spinto dall'urgenza. Ah, piccolo principe, così ho capito poco a poco la tua piccola vita malinconica. Per molto tempo hai avuto come unica distrazione la dolcezza dei tramonti. Ho scoperto questo nuovo dettaglio al mattino del 4° giorno, quando mi hai detto: «Mi piacciono molto i tramonti. Andiamo a guardare un tramonto». Ma bisogna aspettare. Aspettare cosa? Aspettare che il sole tramonti? Hai assunto un'aria inizialmente molto sorpresa, poi ti sei messo a ridere di te stesso e mi hai detto: «Penso sempre di stare a casa mia». E in effetti, quando è mezzogiorno negli Stati Uniti, il sole, lo sanno tutti, tramonta sulla Francia. Basterebbe poter andare in Francia in 1 minuto per assistere al tramonto. Purtroppo la Francia è davvero troppo lontana. Ma sul tuo piccolo pianeta ti bastava spostare la sedia di pochi passi e potevi guardare il crepuscolo tutte le volte che lo desideravi. Un giorno ho visto il sole tramontare 43 volte. E poco dopo hai aggiunto: «Sai, quando si è davvero tristi, si amano i tramonti». Il giorno delle 43 volte eri dunque tristissimo? Ma il piccolo principe non rispose. Il 5° giorno, sempre grazie alla pecora, mi fu rivelato questo segreto della vita del piccolo principe. Mi chiese bruscamente, senza preamboli, come se fosse il frutto di un problema meditato a lungo, in silenzio: «Una pecora, se mangia gli arbusti, mangia anche i fiori?» «Una pecora mangia tutto ciò che incontra. Anche i fiori con le spine?» «Sì, anche i fiori con le spine». «Allora, a che servono le spine?» Non lo sapevo. In quel momento ero molto occupato a tentare di svitare un bullone troppo stretto del mio motore. Ero molto preoccupato perché il guasto iniziava a sembrarmi piuttosto grave e l'acqua da bere che stava finendo mi faceva temere il peggio. «Le spine a che servono?» Il piccolo principe non rinunciava mai a una domanda una volta che l'aveva fatta. Ero irritato dal mio bullone e gli diedi una risposta a caso. «Le spine non servono a niente, è pura cattiveria da parte dei fiori». «Oh!» Ma dopo un silenzio mi disse con una specie di rabbia: «Non ti credo.
I fiori sono deboli, sono ingenui, si difendono come possono, si credono tremendi con le loro spine. Non risposi nulla. In quel momento mi dissi: se questo bullone resiste ancora, lo faccio saltare con una martellata. Il Piccolo Principe disturbò ancora le mie riflessioni. E tu pensi che i fiori... Ma no, non penso niente. Ti ho dato una risposta a caso. Io mi occupo di cose serie. Mi guardò stupefatto. Di cose serie? Mi vedeva col martello in mano e le dita nere di grasso, piegato su un oggetto che a lui pareva piuttosto brutto. Tu parli come i grandi. Mi vergognai un po', ma implacabile aggiunse: tu confondi tutto, mescoli tutto. Era davvero molto irritato. Agitava al vento i capelli tutti dorati. Conosco un pianeta dove abita un signor Cremisi. Non ha mai annusato un fiore, non ha mai guardato una stella, non ha mai amato nessuno. Ha sempre fatto solo le addizioni. E come te ripete tutto il giorno: io sono una persona seria, io sono una persona seria. E la cosa lo riempie d'orgoglio. Ma non è un uomo, è un fungo. Un che? Un fungo. Il Piccolo Principe adesso era tutto pallido per la rabbia. Sono milioni di anni che i fiori fanno le spine, sono milioni di anni che le pecore mangiano comunque i fiori, e non è serio cercare di capire perché si danno tanto da fare per farsi delle spine che non servono a niente. Non è importante la guerra delle pecore e dei fiori? Non è una cosa più seria e importante delle addizioni di un gran signore rosso? E se io conosco un fiore unico al mondo, che non esiste da nessun'altra parte se non sul mio pianeta, e che una pecora può distruggere in un colpo solo, così, un attimo, senza rendersi conto di ciò che fa, non è importante? Arrossì e poi riprese. Se una persona ama un fiore che esiste in un solo esemplare tra milioni e milioni di stelle, ciò le basta per essere felice quando lo guarda. Si dice: il mio fiore è lì, da qualche parte. Ma se la pecora mangia il fiore, per lui è come se all'improvviso tutte le stelle si spegnessero. E questo non è importante. Non poté aggiungere altro. Improvvisamente si mise a singhiozzare. Era caduta la notte. Avevo abbandonato i miei attrezzi. Non mi importava più niente del mio martello, del mio bullone, della sete e della morte. Su una stella, su un pianeta, il mio, la Terra, c'era un Piccolo Principe da consolare. Lo abbracciai, lo cullai, gli dissi: il fiore che ami non è in pericolo. Disegnerò una museruola alla tua pecora, disegnerò un'armatura per il tuo fiore. Io non sapevo più che dire. Mi sentivo molto maldestro. Non sapevo come toccarlo, dove raggiungerlo. Il paese delle lacrime è così misterioso. Ho imparato molto presto a conoscere meglio quel fiore. Sul pianeta del Piccolo Principe c'erano sempre stati dei fiori molto semplici, ornati da una sola fila di petali, che non occupavano spazio e non davano fastidio a nessuno. Apparivano un mattino tra l'erba e poi la sera si spegnevano. Ma quello lì era spuntato un giorno da un seme arrivato da chissà dove, e il Piccolo Principe aveva osservato da molto vicino quel ramoscello che non somigliava a nessun altro ramoscello. Poteva essere una nuova specie di baobab. Ma l'arbusto smise presto di crescere e iniziò a preparare un fiore. Il Piccolo Principe, che assisteva allo spuntare di un bocciolo enorme, sapeva bene che ne sarebbe derivata un'apparizione miracolosa, ma il fiore non smetteva di prepararsi a essere bello, al riparo della sua camera verde. Scelse con cura i propri colori. Si vestì lentamente, sistemò a uno i suoi petali. Non voleva uscire tutto sgualcito come un papavero. Voleva mostrarsi soltanto nel pieno splendore della sua bellezza. Sì, quanta civetteria! La sua toilette misteriosa era dunque durata giorni e giorni. E poi ecco che un mattino, proprio al sorgere del sole, si mostrò.
E lui, che aveva lavorato con tanta precisione, disse sbadigliando: «Oh, mi sono appena svegliato, chiedo scusa. Sono ancora tutto spettinato». Il piccolo principe allora non riuscì a contenere la propria ammirazione. «Che bello!» «Vero?» rispose dolcemente il fiore. «Sono nato insieme al sole». Il piccolo principe si rese ben conto che non era troppo modesto, però era così affascinante. «Credo sia ora di fare colazione», aggiunse subito dopo. «Le dispiacerebbe occuparsi di me?» E il piccolo principe, tutto confuso, prese un innaffiatoio di acqua fresca e servì il fiore. E così lo aveva da subito tormentato con la sua vanità un po' ombrosa. Un giorno, ad esempio, parlando delle sue 4 spine, aveva detto al piccolo principe: «Venissero pure le tigri con i loro artigli». «Non ci sono tigri sul mio pianeta», obiettò il piccolo principe, «e poi le tigri non mangiano l'erba». «Io non sono erba», rispose dolcemente il fiore. «Mi scusi». «Non temo affatto le tigri, ma ho orrore delle correnti d'aria. Non avrebbe mica un paravento?» «Orrore delle correnti d'aria? È difficile per una pianta», osservò il piccolo principe. «Questo fiore è parecchio complicato». «Alla sera mi metterà sotto una campana di vetro. Da lei fa molto freddo. È in una brutta posizione. Lì, da dove vengo io...» Ma si interruppe. Era arrivato sotto forma di seme. Non aveva potuto conoscere nulla degli altri mondi. Umiliato per essersi fatto sorprendere a inventare una bugia così ingenua, aveva tossito 2 o 3 volte per mettere il piccolo principe dalla parte del torto. «E il paravento?» «Andavo a prenderlo, ma lei mi parlava». Allora si era sforzato di tossire per fargli venire comunque dei rimorsi. Così il piccolo principe, malgrado la buona volontà del suo amore, ebbe presto dei dubbi sul fiore. Aveva preso sul serio parole senza importanza e si sentiva molto infelice. «Non avrei dovuto ascoltarlo», mi confidò un giorno. «Non bisogna mai dare ascolto ai fiori, bisogna guardarli e annusarli. Il mio profumava il mio pianeta, ma non potevo esserne felice. Quella storia degli artigli che mi aveva talmente infastidito avrebbe dovuto intenerirmi». Mi confidò inoltre: «Non avevo capito niente. Avrei dovuto giudicarlo in base ai fatti e non alle parole. Mi improfumava e mi illuminava. Non sarei mai dovuto scappare. Avrei dovuto intuire la sua tenerezza dietro alle sue meschine astuzie. I fiori sono così contraddittori, ma ero troppo giovane per poterlo amare». Credo che abbia approfittato di una migrazione di uccelli selvatici per evadere. La mattina della partenza mise bene in ordine il suo pianeta. Ripulì per bene i suoi vulcani attivi. Ne aveva 2 di vulcani attivi. Facevano molto comodo per riscaldare la colazione al mattino. Aveva anche un vulcano spento, ma come diceva, non si sa mai. Ripulì dunque anche il vulcano spento. Se sono ben puliti, i vulcani bruciano lenti e regolari, senza eruzioni. Le eruzioni vulcaniche sono come gli scoppi nel caminetto. Ovviamente, sulla nostra Terra, siamo troppo piccoli per ripulire i nostri vulcani. È per questo che ci causano tanti guai. Il piccolo principe, con un po' di malinconia, estirpò anche gli ultimi germogli di baobab. Pensava che non sarebbe più tornato, ma le faccende domestiche quella mattina gli sembrarono particolarmente dolci, e quando innaffiò il fiore per l'ultima volta e si preparò a metterlo al riparo sotto alla sua campana di vetro,
si accorse che gli veniva da piangere. «Addio», disse al fiore, ma quello non rispose. «Addio», ripeté. Il fiore tossì, ma non a causa del raffreddore. «Sono stato stupido», gli disse infine. «Ti chiedo scusa, cerca di essere felice». Fu sorpreso perché non lo aveva rimproverato. Restò così, tutto spaesato, con la campana di vetro in aria. Non capiva quella calma dolcezza. «Ma sì, ti amo», disse il fiore. «Ma tu non lo hai saputo per colpa mia». «Non importa, ma tu sei stato stupido quanto me. Cerca di essere felice. Lascia stare questa campana di vetro, non la voglio più. Ma il vento? Non sono poi tanto raffreddato. L'aria fresca della notte mi farà bene. Sono un fiore. Ma gli animali? Dovrò pur sopportare 2 o 3 bruchi se voglio conoscere le farfalle. Pare che siano così belle. Altrimenti chi verrà a trovarmi? Tu sarai lontano. Quanto alle bestie grandi, non ho paura di niente. Ho i miei artigli». E mostrò ingenuamente le sue 4 spine. Poi aggiunse: «Non indugiare così. È fastidioso. Hai deciso di partire, vattene». Perché non voleva che lo vedesse piangere. Era un fiore talmente orgoglioso. Si trovava nella regione degli asteroidi D325, 326, 327, 328, 329 e 330. Iniziò dunque a esplorarli per trovarvi un'occupazione e per istruirsi. Il primo era abitato da un re. Il re era seduto, vestito di porpora e di ermellino, su un trono molto semplice, ma tuttavia maestoso. «Ah, ecco un suddito!» esclamò il re quando vide il piccolo principe. E il piccolo principe si chiese: «Come fa a riconoscermi se non mi ha mai visto prima?» Non sapeva che per i re il mondo è molto semplice. Tutti gli uomini sono sudditi. «Avvicinati, così che possa vederti meglio», gli disse il re, che era tutto orgoglioso di essere il re di qualcuno. Il piccolo principe cercò con lo sguardo un posto per sedersi, ma il pianeta era tutto occupato dal magnifico mantello di ermellino. Restò dunque in piedi e, dato che era stanco, sbadigliò. «È contro l'etichetta sbadigliare in presenza di un re», gli disse il monarca. «Te lo proibisco». «Non riesco a trattenermi», rispose il piccolo principe tutto confuso. «Ho fatto un lungo viaggio e non ho dormito». «Allora», gli disse il re, «ti ordino di sbadigliare. Sono anni che non vedo qualcuno che sbadiglia. Gli sbadigli per me sono delle curiosità. Forza, sbadiglia ancora, è un ordine». «Sono intimidito, non ci riesco più», fece il piccolo principe tutto rosso. Rispose il re. «Allora ti ordino un po' di sbadigliare e un po' di...» Borbottò qualcosa e sembrò offeso, perché il re ci teneva moltissimo che la sua autorità venisse rispettata. Non tollerava la disubbidienza. Era un monarca assoluto, ma dato che era molto buono, impartiva ordini ragionevoli. «Se ordinassi», era solito dire, «se ordinassi a un generale di trasformarsi in un uccello di mare, e se il generale non ubbidisse, non sarebbe colpa del generale, sarebbe colpa mia. Posso sedermi?» chiese timidamente il piccolo principe. «Ti ordino di sederti», gli rispose il re, che ritirò maestosamente un lembo del suo mantello di ermellino. Ma il piccolo principe si stupì. Il pianeta era minuscolo. Su chi regnava dunque il re? «Sire», gli disse, «le chiedo perdono se le faccio una domanda». «Ti ordino di farmi una domanda», si affrettò a dire il re. «Sire, su chi regna?» «Su tutto», rispose il re con grande semplicità. «Su tutto?» Il re, con un gesto discreto, indicò il suo pianeta, gli altri pianeti e le stelle. «Su tutto questo?» disse il piccolo principe. «Su tutto questo?» rispose il re, perché non solo era un monarca assoluto, ma anche un monarca universale.
E le stelle le ubbidiscono? Ma certo, gli disse il re. ubbidiscono immediatamente. Non tollero l'indisciplina. Un tale potere stupì il piccolo principe. Se lo avesse avuto lui, avrebbe potuto assistere non a 44, ma a 72 o anche a 100 o anche a 200 tramonti nello stesso giorno, senza dover mai spostare la sedia. E dato che si sentiva un po' triste a causa del ricordo del suo piccolo pianeta abbandonato, si azzardò a chiedere una grazia al re. Vorrei chiedere un tramonto. Mi faccia il piacere, ordini al sole di tramontare. Se ordinasse a un generale di volare da un fiore all'altro come una farfalla, o di scrivere una tragedia, o di trasformarsi in un uccello marino, e se il generale non eseguisse l'ordine che ha ricevuto, chi tra me e lui avrebbe torto? E sarebbe lei ad avere torto, disse deciso il piccolo principe. Esatto, dalle persone bisogna esigere ciò che possono dare, riprese il re. L'autorità si fonda innanzitutto sulla ragione. Se ordini al tuo popolo di andarsi a gettare nel mare, farà la rivoluzione. Ho il diritto di pretendere l'ubbidienza, poiché i miei ordini sono ordini ragionevoli. Allora il mio tramonto? Chiese ancora il piccolo principe, che non dimenticava mai una domanda una volta che l'aveva fatta. Lo avrai il tuo tramonto, lo pretenderò, ma aspetterò nella mia scienza di governo che le condizioni siano favorevoli. E quando sarà? Si informò il piccolo principe. Gli rispose il re, che prima consultò un grosso calendario. Sarà sarà stasera verso le 7:40 e vedrai come sarò obbedito come si deve. Il piccolo principe sbadigliò. Gli dispiaceva per il suo tramonto mancato e poi si annoiava già un po'. Non ho più niente da fare qui, disse il re. Riparto. Non partire, rispose il re, che era molto fiero di avere un suddito. Non partire, ti nomino un ministro. Ministro di che? Della giustizia. Ma non c'è nessuno da giudicare. Non si sa mai, gli disse il re. Non ho ancora fatto il giro del mio regno. Sono molto vecchio, non ho spazio per una carrozza e mi stanco a camminare. Oh, ma ho già visto io, disse il piccolo principe, che si sporse per dare ancora un'occhiata sull'altro lato del pianeta. Non c'è nessuno, nemmeno lì. Allora giudicherai te stesso, gli rispose il re. È la cosa più difficile, è molto più difficile giudicare se stessi che giudicare gli altri. Se riesci a giudicarti bene, sei un vero saggio. Io, disse il piccolo principe, posso giudicarmi in qualsiasi luogo, non ho bisogno di abitare qui. Disse il re. Credo proprio che da qualche parte sul mio pianeta ci sia un vecchio ratto. Lo sento, di notte. Potrai giudicare questo vecchio ratto. Ogni tanto lo condannerai a morte. Così la sua vita dipenderà dalla tua giustizia. Ma per economizzare lo grazierai ogni volta. Ce n'è uno solo. A me, disse il piccolo principe. A me non piace condannare a morte e credo proprio che me ne andrò. No, disse il re. Ma il piccolo principe, che aveva finito di fare i preparativi, non voleva dare un dispiacere al vecchio monarca. Se Sua Maestà desidera che gli ubbidisca puntualmente, potrebbe darmi un ordine ragionevole. Potrebbe ordinarmi, ad esempio, di partire entro 1 minuto. Mi pare che le condizioni siano favorevoli. Dato che il re non aveva dato nessuna risposta, il piccolo principe in un primo momento esitò. Poi, con un sospiro, se ne andò. Ti nomino mio ambasciatore! Si affrettò a gridare il re. Aveva un'aria molto autoritaria. I grandi sono davvero strani, si disse il piccolo principe, tra sé e sé, durante il viaggio. Il secondo pianeta era abitato da un vanitoso. Ah ah!
ecco la visita di un ammiratore, gridò da lontano il vanitoso quando vide il Piccolo Principe, poiché, per i vanitosi, gli altri uomini sono degli ammiratori. Salve, disse il Piccolo Principe. Ha un cappello bizzarro. Serve a salutare, rispose il vanitoso. Serve a salutare quando mi acclamano. Sfortunatamente di qui non passa mai nessuno. Ah sì, disse il Piccolo Principe che non capiva. Batti le mani una contro l'altra, consigliò dunque il vanitoso. Il Piccolo Principe batté le mani una contro l'altra. Il vanitoso salutò modestamente sollevando il cappello. È più divertente della visita al re, si disse tra sé e sé il Piccolo Principe, e ricominciò a battere le mani l'una contro l'altra. Il vanitoso ricominciò a salutare sollevando il cappello. Dopo 5 minuti di quell'esercizio, il Piccolo Principe si stancò della monotonia del gioco. E per far cadere il cappello? Chiese. Cosa bisogna fare? Ma il vanitoso non lo sentì. I vanitosi sentono solo i complimenti. Mi ammiri davvero tanto? Chiese al Piccolo Principe. Che significa ammirare? Ammirare significa riconoscere che sono l'uomo più bello, più elegante, più ricco e più intelligente del pianeta. Ma sei solo sul tuo pianeta? Fammi questo piacere. Ammirami comunque. Ti ammiro, disse il Piccolo Principe alzando un po' le spalle. Ma che te ne importa? E il Piccolo Principe se ne andò. I grandi sono davvero tanto strani, si disse semplicemente il Piccolo Principe tra sé e sé durante il viaggio. Il pianeta successivo era abitato da un ubriacone. Questa visita fu molto breve, ma fece cadere il Piccolo Principe in una profonda malinconia. «Che ci fai qui?» disse all'ubriacone, che se ne stava in silenzio davanti a una collezione di bottiglie vuote e a una collezione di bottiglie piene. «Bevo», rispose l'ubriacone con un'aria lugubre. «E perché bevi?» gli chiese il Piccolo Principe. «Per dimenticare», rispose l'ubriacone. «Per dimenticare cosa?» si informò il Piccolo Principe, che già iniziava a compiangerlo. «Per dimenticare che mi vergogno», confessò l'ubriacone, abbassando la testa. «Che ti vergogni di che?» si informò il Piccolo Principe, che desiderava aiutarlo. «Che mi vergogno di bere, oh!» concluse l'ubriacone, che si rinchiuse definitivamente nel silenzio. E il Piccolo Principe se ne andò via, perplesso. «I grandi sono davvero tanto strani», si diceva il Piccolo Principe tra sé e sé durante il viaggio. Il quarto pianeta era abitato da un uomo d'affari. Quell'uomo era talmente occupato che non alzò nemmeno la testa all'arrivo del Piccolo Principe. «Buongiorno», gli disse, «la sua sigaretta è spenta». 3 più 2 fa 5, 5 più 7 12, 12 e 3 15. Buongiorno, 15 e 7 22, 22 più 6 28. Non ho il tempo di riaccenderla. 26 e 5 31. Fanno dunque 500.622.731. 500 milioni di che? Sei sempre lì. 500 milioni di... non lo so più. Ho talmente tanto lavoro. Io sono una persona seria. Mica mi diverto con le stupidaggini. 2 più 5, 7. 500 milioni di che? Ripeté il Piccolo Principe, che mai in vita sua aveva rinunciato a una domanda una volta che l'aveva fatta. L'uomo d'affari alzò la testa. «Abito su questo pianeta da 54 anni e sono stato disturbato solo
3 volte. La prima volta è stato 22 anni fa, da un maggiolino caduto da Dio sa dove. Fece un rumore spaventoso e ho fatto 4 errori in un'addizione. La seconda volta è stato 11 anni fa per un attacco di reumatismi. Sono fuori esercizio. Non ho il tempo di andarmene a zonzo. Sono una persona seria io. La terza volta, eccola qua. Dicevo, dunque, 500 milioni? Milioni di che? L'uomo d'affari capì che non c'era nessuna speranza di pace. Milioni di quelle cosette che a volte si vedono in cielo. Di mosche? Ma no, quelle cosette che brillano. Le api? Ma no, quelle cosette dorate che fanno fantasticare i fanulloni. Ma io sono una persona seria, non ho il tempo di fantasticare. Ah, le stelle! Esatto, le stelle. E che te ne fai di 500 milioni di stelle? 500 milioni 622.731. Io sono una persona seria, sono un preciso. E che te ne fai di quelle stelle? Che me ne faccio? Sì. Niente, le possiedo. Possiedi le stelle? Sì. Ma ho già visto un re che... I re non possiedono. Loro regnano, è molto diverso. E a che ti serve possedere le stelle? Mi serve a essere ricco. E che ti serve a essere ricco? A comprare altre stelle, se qualcuno le trova. Questo qui, si disse tra sé e sé il piccolo principe, ragiona un po' come il mio ubriacone. Tuttavia gli fece altre domande. Come si fa a possedere le stelle? E di chi sono? Ribatté scorbutico l'uomo d'affari. Non lo so, di nessuno. Allora sono mie, perché io ci ho pensato per primo. E basta? Ma certo, quando trovi un diamante che non è di nessuno, è tuo. Quando trovi un'isola, non è di nessuno, è tua. Quando hai un'idea per primo, la fai brevettare, è tua. E io possiedo le stelle, perché nessuno mai prima di me si è sognato di possederle. È vero, disse il piccolo principe. E che te ne fai? Le amministro, le conto e le riconto, disse l'uomo d'affari. È difficile, ma io sono un uomo serio. Il piccolo principe non era ancora soddisfatto. Io, se possiedo un foulard, posso mettermelo intorno al collo e portarmelo via. Io, se possiedo un fiore, posso coglierlo e portarmelo via. Ma tu non puoi cogliere le stelle. No, ma posso metterle in banca. E che vuol dire? Vuol dire che scrivo su un foglietto il numero delle stelle, poi chiudo a chiave il foglietto in un cassetto. Ed è tutto. Basta così. È divertente, pensò il piccolo principe. È molto poetico, ma non è molto serio. Sulle cose serie il piccolo principe aveva delle idee molto diverse dalle idee dei grandi. Io, aggiunse, possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni. Possiedo 3 vulcani che ripulisco tutte le settimane. Ripulisco anche quello spento, non si sa mai. È utile ai miei vulcani ed è utile anche il mio fiore, che li possieda. Ma tu non sei utile alle stelle. L'uomo d'affari aprì la bocca, ma non aveva nessuna risposta. E il piccolo principe se ne andò via. I grandi sono decisamente, assolutamente straordinari, si diceva semplicemente tra sé e sé durante il viaggio. Il quinto pianeta era molto curioso. Era il più piccolo di tutti. C'era appena lo spazio sufficiente a ospitare un lampione e un lampionaio. Il piccolo principe non riusciva a spiegarsi a cosa potessero servire in un posto qualunque del cielo, su un pianeta senza case né popolazione, un lampione e un lampionaio. Tuttavia si disse tra sé e sé: forse quest'uomo è assurdo. Tuttavia è meno assurdo del re, del vanitoso,
dell'uomo d'affari e dell'ubriacone. Almeno il suo lavoro ha un senso. Quando accende il lampione è come se facesse nascere un'altra stella o un fiore. Quando spegne il lampione fa addormentare il fiore o la stella. È un'occupazione molto bella, è davvero utile, poiché è bella. Quando giunse sul pianeta, salutò con rispetto il lampionaio. «Buongiorno! Perché hai spento il lampione?» «Sono gli ordini», rispose il lampionaio. «Qual è l'ordine?» «È spegnere il lampione». «Buonasera». E lo riaccese. «Ma perché lo hai riacceso?» «È un ordine», rispose il lampionaio. «Non capisco», disse il piccolo principe. «Non c'è niente da capire», disse il lampionaio. «Un ordine è un ordine. Buongiorno». E spense il lampione. Poi si asciugò la fronte con un fazzoletto a quadri rossi. «Faccio un lavoro terribile. Un tempo era ragionevole, spegnevo al mattino e accendevo la sera. Avevo il resto della giornata per riposarmi e il resto della notte per dormire. Ed allora l'ordine è cambiato?» «L'ordine non è cambiato», disse il lampionaio. «È proprio questo il dramma. Il pianeta ogni anno gira sempre più veloce e l'ordine non è cambiato». «Allora?» disse il piccolo principe. «Allora, adesso che fa un giro al minuto, non ho più un secondo di riposo. Accendo e spengo una volta al minuto». «È buffo, da te i giorni durano un minuto». «Non è per niente buffo», disse il lampionaio. «È già un mese che stiamo parlando». «Un mese?» «Sì, 30 minuti, 30 giorni. Buonasera». E riaccese il lampione. Il piccolo principe guardò e amò quel lampionaio che era così fedele al suo ordine. Si ricordò dei tramonti che lui stesso un tempo andava a cercare spostando la sedia. Volle aiutare il suo amico. «Sai, conosco un sistema per riposarti quando ne avrai voglia». «Ne ho sempre voglia», disse il lampionaio, «perché si può essere allo stesso tempo fedeli e pigri». Il piccolo principe proseguì. «Il tuo pianeta è talmente piccolo che in 3 passi ne hai fatto il giro. Devi solo camminare lentamente per restare sempre al sole. Quando vorrai riposarti, camminerai e il giorno durerà il tempo che vorrai». «Non mi aiuta molto», disse il lampionaio. «La cosa che mi piace di più nella vita è dormire». «Non hai fortuna», disse il piccolo principe. «Non ho fortuna», disse il lampionaio. «Buongiorno». E spense il lampione. «Questo qui», si disse il piccolo principe mentre proseguiva il suo viaggio, «questo qui sarebbe disprezzato da tutti gli altri, dal re, dal vanitoso, dall'ubriacone, dall'uomo d'affari. Però è l'unico che non mi è parso ridicolo. Forse perché non si occupa solo di se stesso». Sospirò di rimpianto e si disse ancora: «Lui è l'unico che avrebbe potuto essere mio amico. Ma il suo pianeta è davvero troppo piccolo. Non c'è posto per 2. Ciò che il piccolo principe non osava confessarsi è che rimpiangeva quel pianeta benedetto soprattutto per i 440 tramonti in 24 ore. Il sesto pianeta era un pianeta 10 volte più vasto.
era abitato da un vecchio signore che scriveva libri enormi. «Ma guarda, un esploratore!» esclamò quando vide il Piccolo Principe. Il Piccolo Principe si sedette sul tavolo e respirò un po'. Aveva viaggiato tanto, aveva già viaggiato così tanto. «Da dove vieni?» gli disse il vecchio signore. «Che cos'è questo gran libro?» disse il Piccolo Principe. «Cosa fa qui?» «Sono geografo», disse il vecchio signore. «Che cos'è un geografo?» «È uno studioso che sa dove si trovano i mari, i fiumi, le città, le montagne e i deserti». «Davvero interessante», disse il Piccolo Principe. «Ecco, finalmente un vero mestiere!» e lanciò un'occhiata intorno a sé sul pianeta del geografo. Non aveva ancora mai visto un pianeta tanto maestoso. «È proprio bello il suo pianeta. Ci sono gli oceani?» «Non posso saperlo», disse il geografo. «E le città, i fiumi e i deserti?» «Non posso sapere nemmeno questo», disse il geografo. «Ma lei è un geografo?» «Esatto», disse il geografo. «Ma non sono un esploratore. Manco del tutto di esploratori. Non è il geografo che va a fare il conto delle città, dei fiumi, delle montagne, dei mari, degli oceani e dei deserti. Il geografo è troppo importante per andarsene a zonzo. Non lascia il suo ufficio, ma riceve gli esploratori. Li interroga e prende nota dei loro ricordi. E se i ricordi di uno di loro gli sembrano interessanti, il geografo fa fare un'indagine sulla moralità dell'esploratore. Perché? Perché un esploratore che mente causerebbe delle catastrofi nei libri di geografia, così come un esploratore che beve troppo. Perché? Fece il Piccolo Principe. Perché gli ubriachi ci vedono doppio. Allora il geografo annoterebbe 2 montagne lì dove ce n'è una sola. Conosco uno, disse il Piccolo Principe, che sarebbe un cattivo esploratore. È possibile. Dunque, quando la moralità dell'esploratore sembra buona, si fa un'indagine sulla sua scoperta. Si va a vedere? No, è troppo complicato, ma si pretende che l'esploratore fornisca delle prove. Se ad esempio si tratta di una scoperta di una grande montagna, si pretende che riporti delle grosse pietre. Il geografo si emozionò improvvisamente. Ma tu vieni da lontano, tu sei un esploratore, descrivimi il tuo pianeta. E il geografo, aperto il suo registro, temperò la matita. I racconti degli esploratori si annotano prima a matita. Per scriverli con l'inchiostro si aspetta che l'esploratore abbia fornito delle prove. Allora chiese il geografo. «Oh, dalle mie parti», disse il Piccolo Principe, «non c'è niente di molto interessante. È un luogo piccolo. Ho 3 vulcani, 2 vulcani in attività e un vulcano spento. Ma non si sa mai». «Non si sa mai», disse il geografo. «Ho anche un fiore». «Non annotiamo i fiori», disse il geografo. «E perché? È il più bello». «Perché i fiori sono effimeri». «Che significa effimero?» «I libri di geografia», disse il geografo, «sono i libri più preziosi di tutti. Non passano mai di moda. È molto raro che una montagna cambi posto. È molto raro che un oceano si svuoti della sua acqua. Noi scriviamo cose eterne». «Ma i vulcani spenti possono risvegliarsi», lo interruppe il Piccolo Principe. «Che significa effimero?» «Che i vulcani siano spenti o siano svegli, per noi altri è lo stesso», disse il geografo. «Ciò che conta per noi è la montagna, non cambia». «Ma che significa effimero?» ripeté il Piccolo Principe, che in vita sua non aveva mai rinunciato a una domanda una volta che l'aveva fatta.
Significa che è minacciato di prossima sparizione. Il mio fiore è minacciato di prossima sparizione? Ma certo. Il mio fiore è effimero, si disse il piccolo principe, e ha solo 4 spine per difendersi dal mondo, e l'ho lasciato tutto solo a casa mia. Questo fu il suo primo moto di rimpianto, ma ritrovò la forza. Cosa mi consiglia di andare a visitare? Chiese. Il pianeta Terra, gli rispose il geografo, ha una buona reputazione. E il piccolo principe se ne andò via, pensando al suo fiore. Il 7° pianeta fu dunque la Terra. La Terra non è un pianeta qualunque. Ci si contano 111 re, non dimenticando ovviamente i re neri, 7.000 geografi, 900.000 uomini d'affari, 7 milioni e mezzo di ubriaconi, 311 milioni di vanitosi, cioè circa 2 miliardi e mezzo di grandi. Per darvi un'idea delle dimensioni della Terra, vi dirò che prima dell'invenzione dell'elettricità, sull'insieme dei 6 continenti, bisognava mantenere un vero e proprio esercito di 462.511 lampionai. Vista un po' da lontano, faceva un effetto splendido. I movimenti di quell'esercito erano regolati come quelli di un balletto dell'opera. Per primo veniva il turno dei lampionai della Nuova Zelanda e dell'Australia. Poi, una volta accesi i loro lampioni, se ne andavano a dormire. Allora entravano a loro volta nella danza i lampionai della Cina e della Siberia. Poi anche loro se la svignavano dietro alle quinte. Veniva allora il turno dei lampionai della Russia e delle Indie, poi di quelli dell'Africa e dell'Europa, poi di quelli dell'America del Sud, poi di quelli dell'America del Nord. E non si sbagliavano mai nell'ordine della loro entrata in scena. Era grandioso. Da soli, il lampionaio dell'unico lampione del Polo Nord e il suo compare dell'unico lampione del Polo Sud conducevano delle vite all'insegna dell'ozio e della svogliatezza. Lavoravano 2 volte all'anno. Quando si vuole fare dello spirito, succede che si menta un po'. Non sono stato molto sincero quando vi ho parlato dei lampionai. Rischio di dare un'idea sbagliata del nostro pianeta a quelli che non lo conoscono. Gli uomini occupano molto spazio sulla Terra. Se i 2 miliardi di abitanti che popolano la Terra stessero in piedi e un po' stretti, come per un comizio, starebbero comodamente su una pubblica piazza di 20 miglia di lunghezza per 20 miglia di larghezza. Si potrebbe ammassare tutta l'umanità su un piccolo isolotto del Pacifico. I grandi, ovviamente, non vi crederanno. Pensano di occupare tanto spazio. Si sentono importanti come i baobab. Consigliateli allora di fare il calcolo. Adorano le cifre, gli piacerà. Ma non perdete tempo con questo pensiero, è inutile. Abbiate fiducia in me. Il piccolo principe, una volta sulla terra, fu molto sorpreso di non vedere nessuno. Temeva già di aver sbagliato pianeta quando un anello del colore della luna si mosse nella sabbia. Buonanotte, fece il piccolo principe a caso. Buonanotte, fece il serpente. Su che pianeta sono capitato? Chiese il piccolo principe. Sulla Terra, in Africa, rispose il serpente. Ah, dunque non c'è nessuno sulla Terra. Questo è il deserto. Non c'è nessuno nei deserti. La Terra è grande, disse il serpente.
Il piccolo principe si mise a sedere su una pietra e alzò gli occhi al cielo. Mi chiedo, disse, se le stelle sono illuminate affinché ognuno possa, un giorno, ritrovare la sua. Guarda il mio pianeta, è proprio sopra di noi. Ma quanto è lontano! È bello, disse il serpente. Che sei venuto a fare qui? Ho dei problemi con un fiore, disse il piccolo principe. Ah, fece il serpente, e rimasero in silenzio. Dove sono gli uomini? Riprese poi il piccolo principe. Si è un po' soli nel deserto. Si è soli anche tra gli uomini, disse il serpente. Il piccolo principe lo guardò a lungo. Sei uno strano animale, gli disse alla fine. Fino come un dito. Ma sono più forte del dito di un re, disse il serpente. Il piccolo principe sorrise. Non sei mica forte. Non hai nemmeno le zampe. Non puoi neanche viaggiare. Posso portarti più lontano di una nave, disse il serpente. E si arrotolò intorno alla caviglia del piccolo principe, come un braccialetto d'oro. Colui che tocco lo restituisco alla terra da cui è uscito, disse ancora. Ma tu sei puro e vieni da una stella. Il piccolo principe non rispose nulla. Mi fai pietà, sei così debole su questa terra di granito. Posso aiutarti se un giorno rimpiangerai troppo il tuo pianeta. Posso... Oh, ti ho capito molto bene, fece il piccolo principe. Ma perché parli sempre per enigmi? Li risolvo tutti, disse il serpente. E rimasero in silenzio. Il piccolo principe attraversò il deserto e incontrò solo un fiore con 3 petali, un fiore da niente. «Buongiorno», disse il piccolo principe. «Buongiorno», disse il fiore. «Dove sono gli uomini?» chiese educatamente il piccolo principe. Il fiore, un giorno, aveva visto passare una carovana. «Gli uomini? Credo che ne esistano 6 o 7. Li ho visti anni fa, ma non si sa mai dove trovarli. Il vento li porta a spasso. Non hanno radici e ciò gli crea molti problemi». «Addio», fece il piccolo principe. «Addio», disse il fiore. Il piccolo principe scalò un'alta montagna. Le sole montagne che avesse conosciuto erano i 3 vulcani che gli arrivavano al ginocchio e si serviva del vulcano spento come di uno sgabello. Da una montagna alta come questa, si disse, vedrò con un solo sguardo tutto il pianeta e tutti gli uomini. Ma vide soltanto degli spuntoni di roccia molto appuntiti. «Buongiorno», disse a caso. «Buongiorno, buongiorno, buongiorno», rispose l'eco. «Chi siete?» disse il piccolo principe. «Chi siete? Chi siete? Chi siete?» rispose l'eco. «Siate miei amici, sono solo», disse. «Sono solo, sono solo, sono solo», rispose l'eco. «Che strano questo pianeta», pensò allora. «È tutto secco, tutto appuntito e tutto salato. E gli uomini mancano di immaginazione. Ripetono sempre ciò che gli si dice. A casa mia avevo un fiore
parlava sempre per primo. Ma capitò che il piccolo principe, che aveva camminato a lungo attraverso le sabbie, le rocce e le nevi, trovasse finalmente una strada. E tutte le strade portano agli uomini. «Buongiorno», disse. Era un giardino fiorito di rose. «Buongiorno», dissero le rose. Il piccolo principe le guardò. Assomigliavano tutte al suo fiore. «Chi siete?» gli chiese stupito. «Siamo le rose», dissero le rose. «Ah», fece il piccolo principe e si sentì molto infelice. Il suo fiore gli aveva detto che era l'unico della sua specie nell'universo. Ed ecco che ce n'erano 5.000, tutti uguali, in un solo giardino. Sarebbe molto risentito, si disse. Se lo vedesse, tossirebbe tantissimo e farebbe finta di morire per sfuggire al ridicolo. E io sarei davvero obbligato a far finta di curarlo, poiché altrimenti, per umiliare anche me, si lascerebbe morire per davvero. Poi si disse ancora: pensavo di essere ricco, di un fiore unico, e invece possiedo solo una rosa ordinaria, questo e i miei 3 vulcani, che mi arrivano al ginocchio, e di cui uno, forse spento per sempre, non fanno di me un gran principe. E steso sull'erba, pianse. Fu allora che apparve la volpe. «Buongiorno», disse la volpe. «Buongiorno», rispose educatamente il piccolo principe, che si voltò, ma non vide nulla. «Sono qui, sotto al melo». «Chi sei? Sei molto graziosa». «Sono una volpe». «Vieni a giocare con me. Sono tanto triste». «Non posso giocare con te. Non sono addomesticata». «Ah, scusa». Ma dopo aver riflettuto aggiunse: «Che significa addomesticare?» «Tu non sei di queste parti. Che cerchi?» «Cerco gli uomini». «Che significa addomesticare?» «Gli uomini hanno dei fucili e cacciano. È un bel guaio. Allevano anche delle galline. È il loro unico interesse. Cerchi delle galline?» «No, cerco degli amici». «Che significa addomesticare?» È una cosa da molto dimenticata. Significa creare dei legami». «Creare dei legami?» «Ma certo, tu per me sei ancora solo un ragazzino, del tutto uguale a 100.000 ragazzini. E non ho bisogno di te. E nemmeno tu hai bisogno di me. Io, per te, sono solo una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se tu mi addomestichi, avremo bisogno l'uno dell'altra. Tu sarai per me unico al mondo. Io sarò per te unica al mondo». Inizio a capire. C'è un fiore che credo mi abbia addomesticato. «È possibile. Sulla terra se ne vedono di tutti i colori». «Oh, ma non è sulla Terra». «Su un altro pianeta?» «Sì». «E ci sono i cacciatori su quel pianeta?» «No». «Ah, interessante. E le galline?» «No». «Niente è perfetto. La mia vita è monotona. Do la caccia alle galline. Gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si somigliano e tutti gli uomini si somigliano. Dunque mi annoio un po'. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà illuminata. Conoscerò un suono di passi diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno rientrare sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. E poi, guarda, li vedi laggiù quei campi di grano? Io non mangio pane. Per me il grano è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla ed è triste. Ma tu hai i capelli del colore dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticata. Il grano, che è dorato, mi farà ricordare di te e amerò il suono del vento nel grano».
La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe. Per favore, addomesticami. Mi piacerebbe, ma non ho molto tempo. Devo trovare degli amici e conoscere tante cose. Conosciamo solo le cose che addomestichiamo. Gli uomini non hanno più il tempo per conoscere nulla. Comprano cose già pronte dai mercanti. Ma dato che non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se vuoi un amico, addomesticami. Che bisogna fare? Bisogna essere molto pazienti. Innanzitutto ti siederai un po' distante da me, così, sull'erba. Ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Il linguaggio è fonte di malintesi, ma ogni giorno potrai sederti un po' più vicino. Il piccolo principe tornò l'indomani. Sarebbe stato meglio tornare alla stessa ora. Ad esempio, se vieni alle 4 del pomeriggio, dalle 3 inizierei a essere felice. Più passerà il tempo, più mi sentirò felice. Alle 4 già mi agiterei e mi preoccuperei. Scoprirò il prezzo della felicità. Ma se vieni in un momento qualsiasi, non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Ci vogliono dei riti. Che cos'è un rito? È una cosa da molto dimenticata. È ciò che fa sì che un giorno sia diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. Tra i miei cacciatori, ad esempio, c'è un rito. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è un giorno meraviglioso. Io me ne vado a spasso fino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in qualunque momento, i giorni si somiglierebbero tutti e io non avrei mai vacanze. Così il piccolo principe addomesticò la volpe e quando l'ora della partenza fu vicina... Ah, piangerò. È colpa tua. Non volevo farti del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi. Ma certo. Però piangerai. Ma certo. E allora non ci guadagni niente. Ci guadagno per il colore del grano. Va a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo. Tornerai a dirmi addio e io ti farò dono di un segreto. Il piccolo principe se ne andò a vedere le rose. Non siete affatto uguali alla mia rosa. Voi non siete ancora niente. Nessuno vi ha addomesticate e voi non avete addomesticato nessuno. Siete com'era la mia volpe, una volpe simile ad altre 100.000, ma io ne ho fatto un amico e adesso è unica al mondo. E le rose si sentirono molto a disagio. Voi siete belle, ma vuote. Non si può morire per voi. È chiaro, la mia rosa a un passante ordinario potrebbe sembrare che vi somigli, ma lei da sola è più importante di voi tutte, perché è quella che ho innaffiato, poiché è quella che ho messo sotto alla campana di vetro, poiché è quella che ho riparato con il paravento, poiché è quella per cui ho ucciso i bruchi, tranne 2 o 3 per le farfalle, poiché è quella che ho sentito lamentarsi, vantarsi o anche tacere a volte, poiché è la mia rosa. E tornò verso la volpe. Addio. Addio. Ecco il mio segreto. È molto semplice. Si vede bene solo col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi. È il tempo che hai perso per la tua rosa che l'ha resa così importante. È il tempo che ho perso per la mia rosa. Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non devi dimenticartelo. Diventi responsabile per sempre di ciò che hai addomesticato. Sei responsabile della tua rosa. Sono responsabile della mia rosa, ripeté il piccolo principe, per ricordarselo. Buongiorno, disse il piccolo principe. Buongiorno, disse il controllore. Che fai qui? Disse il piccolo principe. Smisto i viaggiatori.
a gruppi di 1000, disse il controllore. Dirigo i treni che li trasportano sia verso destra sia verso sinistra. E un rapido illuminato, rombando come un tuono, fece tremare la cabina del controllore. Hanno parecchia fretta, disse il piccolo principe. Che cercano? Non lo sa nemmeno l'uomo della locomotiva, disse il controllore. E un secondo rapido illuminato rombò in senso inverso. Già tornano? Chiese il piccolo principe. Non sono gli stessi, disse il controllore. È uno scambio. Non erano contenti lì dove stavano? Non si è mai contenti dove si sta, disse il controllore. E rombò il tuono di un terzo rapido illuminato. Inseguono i primi viaggiatori? Chiese il piccolo principe. Non inseguono un bel niente, disse il controllore. Dormono là dentro, anzi, sbadigliano. Solo i bambini schiacciano il naso contro i vetri. Solo i bambini sanno quello che cercano, disse il piccolo principe. Perdono tempo per una bambola di pezza e diventa talmente importante che se gliela levi, piangono. Sono fortunati, disse il controllore. Buongiorno, disse il piccolo principe. Buongiorno, disse il venditore. Era un venditore di pillole perfezionate che calmano la sete. Se ne inghiotte una alla settimana e non si sente più il bisogno di bere. Perché le vendi? Disse il piccolo principe. È un gran risparmio di tempo, disse il venditore. Gli esperti hanno fatto dei calcoli. Si risparmiano 53 minuti alla settimana. E che ci si fa con 53 minuti? Quello che si vuole. Io, si disse il piccolo principe, se avessi 53 minuti da utilizzare, camminerei piano piano verso una fontana. Eravamo all'8° giorno del mio guasto nel deserto e avevo sentito la storia del venditore mentre bevevo l'ultima goccia della mia riserva d'acqua. Ah, dissi al piccolo principe, sono davvero belli i tuoi ricordi, ma non ho ancora aggiustato il mio aereo, non ho più niente da bere e anch'io sarei felice se potessi camminare piano piano verso una fontana. La mia amica volpe mi disse: mio caro ometto, non è più questione di una volpe. Perché? Perché moriremo di sete. Non capì il mio ragionamento e mi rispose: è una cosa bella aver avuto un amico, anche se si muore. Io sono ben contento di aver avuto un'amica volpe. Non si rende conto del pericolo, mi dissi. Non ha mai fame né sete, gli basta un po' di sole. Ma mi guardò e rispose al mio pensiero: anch'io ho sete, cerchiamo un pozzo. Feci un gesto di stanchezza. È assurdo cercare un pozzo a caso nell'immensità del deserto. Tuttavia, ci mettemmo in marcia. Dopo aver camminato per ore in silenzio, cadde la notte e le stelle iniziarono a illuminarsi. Le percepivo come in sogno, dato che avevo un po' di febbre a causa della sete. Le parole del piccolo principe mi danzavano nella memoria. Dunque, hai sete anche tu? Gli chiesi. Ma non rispose alla mia domanda. Mi disse semplicemente: l'acqua può anche fare bene al cuore. Non capii la sua risposta, ma rimasi in silenzio. Sapevo bene che non bisognava fargli domande. Era stanco, si sedette. Io mi sedetti accanto a lui e dopo un silenzio aggiunse: le stelle sono belle a causa di un fiore che non si vede.
Risposi: ma certo, e guardai, senza parlare, le pieghe della sabbia sotto la luna. Il deserto è bello, aggiunse. Ed era vero, ho sempre amato il deserto. Ci sedemmo su una duna di sabbia. Non si vede niente, non si sente niente, e tuttavia qualcosa risplende in silenzio. Ciò che rende bello il deserto, disse il piccolo principe, è che da qualche parte nasconde un pozzo. Fui sorpreso di capire improvvisamente quella misteriosa irradiazione della sabbia. Quando ero piccolo abitavo in una casa antica e la leggenda raccontava che c'era un tesoro nascosto. Naturalmente nessuno ha mai potuto scoprirlo, né forse l'ha mai cercato. Eppure incantava tutta la casa. La mia casa nascondeva un segreto nel fondo del suo cuore. Sì, disse il piccolo principe, che si tratti di una casa, delle stelle o del deserto, quello che fa la loro bellezza è invisibile. Sono contento, disse il piccolo principe, che tu sia d'accordo con la mia volpe. Incominciava ad addormentarsi e io lo presi per le braccia e mi rimisi in cammino. Ero commosso. Mi sembrava di portare un fragile tesoro. Mi sembrava pure che non ci fosse niente di più fragile sulla terra. Guardavo, alla luce della luna, quella fronte pallida, quegli occhi chiusi, quelle ciocche di capelli che tremavano al vento e mi dicevo: questo che io vedo non è che la scorza, la più importante e invisibile. E siccome le sue labbra semiaperte abbozzavano un sorriso, mi disse ancora: ecco ciò che mi commuove di più in questo piccolo principe addormentato, è la sua fedeltà ad un fiore, e l'immagine di una rosa che risplende in lui come la fiamma di una lampada anche quando dorme. E lo pensavo ancora più fragile. Bisogna ben proteggere le lampade. Un colpo di vento le può spegnere. E così, camminando, scoprì il pozzo a levar del sole. Gli uomini si sprofondano nelle rapide, ma non sanno più cosa cercano. Allora si agitano e girano in tondo. E aggiunse: non ne vale la pena. Il pozzo che avevamo raggiunto non assomigliava ai pozzi sahariani. I pozzi sahariani sono dei semplici buchi scavati nella sabbia. Questo sembrava il pozzo di un villaggio, ma non c'era nessun villaggio e io credevo di sognare. È strano, disse il piccolo principe. È tutto pronto, la carrucola, il secchio e la corda. Rise, toccò la corda, fece girare la carrucola e la carrucola gemette come una vecchia banderuola quando il vento ha dormito a lungo. Senti, disse il piccolo principe, abbiamo svegliato il pozzo e lui canta. Non volevo che si sforzasse. Lascia fare a me. Per te è troppo pesante. Lentamente issai il secchio fino al bordo del pozzo. Lo sistemai bene in equilibrio. Nelle mie orecchie proseguiva il canto della carrucola e nell'acqua che tremava ancora vedevo tremare il sole. Ho sete di quell'acqua, disse il piccolo principe. Dammi da bere. E capii quello che aveva cercato. Sollevai il secchio fino alle sue labbra. Bevve con gli occhi chiusi. Era dolce come una festa. Quell'acqua era molto di più di un alimento. Era nata dalla marcia sotto alle stelle, dal canto della carrucola, dallo sforzo delle mie braccia. Faceva bene al cuore come un dono. Quando ero bambino, le luci dell'albero di Natale
la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi facevano risplendere il regalo di Natale che ricevevo. Gli uomini delle tue parti coltivano 5.000 rose nello stesso giardino e non trovano ciò che cercano. Non lo trovano, risposi. E tuttavia ciò che cercano potrebbero trovarlo in una sola rosa o in un po' d'acqua. Certo, risposi. E il piccolo principe aggiunse: ma gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare col cuore. Avevo bevuto, respiravo bene. La sabbia all'alba è del colore del miele. Ero felice anche del colore del miele. Perché dovevo essere angosciato? Devi mantenere la tua promessa, mi disse dolcemente il piccolo principe, che era tornato a sedersi accanto a me. Quale promessa? Lo sai, una museruola per la pecora. Sono responsabile del fiore. Tirai fuori dalla tasca i miei schizzi di disegno. Il piccolo principe li vide e disse ridendo: I tuoi baobab sembrano un po' dei cavoli. Oh, e io che ero così fiero dei miei baobab. La tua volpe, le sue orecchie sembrano un po' delle corna e sono troppo lunghe. E rise ancora. Sei ingiusto, ometto. Sapevo disegnare solo dei boa chiusi e dei boa aperti. Oh, andrà bene così. I bambini lo sanno. E scarabocchiai dunque una museruola. E mentre gliela davo, avevo il cuore stretto. Hai dei progetti che ignoro, ma non mi rispose. Mi disse: sai, la mia caduta sulla terra. Domani sarà l'anniversario. Poi, dopo un silenzio, disse ancora: sono caduto proprio qui vicino. E arrossì. E di nuovo, senza capire perché, provai uno strano dispiacere. Però mi venne una domanda. Allora non è stato per caso che la mattina in cui ti ho conosciuto, 8 giorni fa, te ne andavi così, tutto solo, a 1000 miglia da tutte le regioni abitate? Tornavi verso il punto dove eri caduto? Il piccolo principe arrossì di nuovo e aggiunsi esitante: a causa, forse, dell'anniversario? Il piccolo principe arrossì di nuovo. Non rispondeva mai alle domande, ma quando si arrossisce significa sì, non è vero? Ah, gli dissi, ho paura. Ma mi rispose: adesso devi lavorare. Devi tornare alla tua macchina. Io ti aspetto qui. Torna domani sera. Ma non ero rassicurato. Mi ricordavo della volpe. Si rischia di piangere un po' se ci si è lasciati addomesticare. Accanto al pozzo c'erano le rovine di un vecchio muro di pietra. Quando tornai dal mio lavoro, la sera del giorno dopo, vidi da lontano il mio piccolo principe seduto là sopra con le gambe penzoloni e lo sentii che parlava. Dunque, non ti ricordi? Diceva. Non è qui. Un'altra voce forse gli rispose, perché replicò: ma sì, invece, è quello il giorno, ma non è questo il luogo. Proseguì la mia marcia verso il muro. Continuavo a non vedere e non sentire nessuno, però il piccolo principe ribatté ancora. Ma certo, vedrai dove comincia la mia traccia sulla sabbia. Devi solo aspettarmi lì. Ci sarò stanotte.
Ero a 20 metri dal muro e ancora non vedevo nulla. Il Piccolo Principe disse ancora, dopo un silenzio: Hai un buon veleno? Sei sicuro di non farmi soffrire a lungo? Mi fermai, col cuore stretto, ma continuavo a non capire. Adesso vattene, disse. Voglio ridiscendere. Allora abbassai anch'io gli occhi verso la base del muro e feci un salto. Era lì, dritto, verso il Piccolo Principe, uno di quei serpenti gialli che ti uccidono in 30 secondi. Mentre frugavo in tasca per prendere la pistola, mi misi a correre, ma dato che avevo fatto rumore, il serpente scivolò dolcemente nella sabbia come un getto d'acqua che muore e senza affrettarsi troppo si infilò tra le rocce con un lieve suono metallico. Arrivai al muro giusto in tempo per accogliere tra le braccia il mio ometto principesco, pallido come la neve. Ma cos'è questa storia? Adesso parli con i serpenti? Avevo sciolto la sua eterna sciarpa d'oro, gli avevo bagnato le tempie e l'avevo fatto bere. E adesso non osavo chiedergli più niente. Mi guardò con un'espressione grave e mi mise le braccia intorno al collo. Sentii il suo cuore battere, come quello di un uccello che muore a cui è stato sparato con una carabina. Mi disse: Sono contento che tu abbia trovato ciò che mancava alla tua macchina. Adesso potrai tornare a casa. Come lo sai? Gli avevo appunto appena annunciato che, contro ogni speranza, ero riuscito nella mia impresa. Non rispose nulla alla mia domanda, ma aggiunse: Anch'io oggi torno a casa. Poi, malinconico: È molto più lontano, è molto più difficile. Sentivo chiaramente che stava succedendo qualcosa di straordinario. Lo strinsi tra le braccia come un bambino, ma mi sembrò comunque che scivolasse verticalmente in un abisso, senza che potessi fare nulla per trattenerlo. Aveva lo sguardo serio, perso, molto lontano. Ho la tua pecora, e ho la cassa per la pecora, e ho la museruola. E sorrise con malinconia. Attesi a lungo. Sentivo che si riscaldava poco a poco. Ometto, hai avuto paura? E certo che aveva avuto paura, ma rise dolcemente. Stasera ne avrò molta di più. Mi sentii di nuovo raggelare dal sentimento dell'irreparabile e capii che non sopportavo l'idea di non sentire mai più quella risata. Per me era come una fontana nel deserto. Ometto, voglio ancora sentirti ridere. Ma mi disse: Stanotte sarà un anno. La mia stella si troverà esattamente sopra il luogo in cui sono caduto l'anno scorso. Ometto, non è che un brutto sogno questa storia del serpente e dell'appuntamento e della stella? Ma non mi rispose alla mia domanda. Mi disse: Ciò che è importante non si vede. Certo. È come il fiore. Se ami un fiore che si trova su una stella, è bello di notte guardare il cielo. Tutte le stelle sono fiorite. Certo. È come per l'acqua. Quella che mi hai dato da bere era come una musica per la carucola e per la corda. Ti ricordi? Era buona. Certo. Di notte guarderai le stelle. Da me è troppo piccolo perché ti possa mostrare dove si trova la mia. È meglio così. La mia stella sarà per te una delle stelle. Allora ti piacerà guardare tutte le stelle. Saranno tutte tue amiche e poi ti farò un regalo. Rise. Ah, ometto, mi piace sentirti ridere. E infatti sarà il mio regalo. Sarà come per l'acqua. Che vuoi dire? Le persone hanno delle stelle che non sono uguali. Per quelli che viaggiano, le stelle sono guide, per altri sono delle piccole luci. Per altri, che sono sapienti, sono dei problemi. Per il mio uomo d'affari
erano oro, ma tutte le stelle stanno in silenzio. Tu avrai delle stelle come nessuno ha mai. Che vuoi dire? Quando guarderai il cielo, la notte, poiché io abiterò su una di loro, poiché riderò su una di loro, allora per te sarà come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai delle stelle che sanno ridere. E rise ancora. E quando ti sarai consolato, ci si consola sempre, sarai felice di avermi conosciuto. Sarai sempre mio amico. Avrai voglia di ridere insieme a me e qualche volta aprirai la finestra, così per il piacere di farlo. E i tuoi amici, molto stupiti di vedere ridere mentre guardi il cielo, allora gli dirai: sì, le stelle mi fanno sempre ridere. E penseranno che sei pazzo. Ti avrò fatto un brutto scherzo. E rise ancora. Sarà come se al posto delle stelle ti avessi dato dei mucchi di sonagli che sanno ridere. E rise ancora. Stanotte, lo sai, non venire. Non ti lascerò. Sembrerà che sto male, sembrerà un po' che sto per morire. È così, non venire a vedere, non ne vale la pena. Non ti lascerò. Ma era preoccupato. Te lo dico, è colpa anche del serpente. Non deve morderti. I serpenti sono cattivi. Possono mordere per il piacere. Non ti lascerò. Ma qualcosa lo rassicurò. È vero che non hanno il veleno per mordere una seconda volta. Quella notte non lo vidi mettersi in marcia. Se n'era andato senza fare rumore. Quando riuscii a raggiungerlo, camminava deciso, con passo svelto. Mi disse soltanto: Ah, sei qui? E mi prese per mano, ma si tormentò ancora. Hai sbagliato. Starai male. Sembrerò morto, ma non sarà vero. Rimasi in silenzio. Capisci? È troppo lontano. Non posso trasportare questo corpo. È troppo pesante. Rimasi in silenzio. Ma sarà come una vecchia corteccia abbandonata. Non sono tristi le vecchie cortecce. Rimasi in silenzio. Si scoraggiò un po', ma fece ancora uno sforzo. Sarà bello, sai. Anch'io guarderò le stelle. Tutte le stelle saranno dei pozzi con una carrucola arrugginita. Tutte le stelle mi verseranno da bere. Rimase in silenzio. Sarà così divertente. Tu avrai 500 milioni di sonagli, io avrò 500 milioni di fontane. E rimase in silenzio anche lui, perché piangeva. È là, fammi fare un passo da solo. E si sedette, poiché aveva paura. Disse ancora: sai, il mio fiore, ne sono responsabile, ed è tanto debole, ed è tanto ingenuo. Ha 4 spine da niente per proteggersi dal mondo. Mi sedetti perché non ne potevo più di stare in piedi. Disse: ecco, è tutto. Esitò ancora un po', poi si alzò, fece un passo. Io invece non riuscivo a muovermi. Ci fu solo un lampo giallo vicino alla sua caviglia. Restò immobile per un momento, non gridò. Cadde dolcemente, come cade un albero, non fece neanche rumore sulla sabbia. E adesso, ovviamente sono passati 6 anni. Non avevo ancora raccontato questa storia. I compagni, quando mi hanno rivisto, sono stati molto contenti di rivedermi vivo. Ero triste, ma gli dicevo, è la stanchezza. Adesso mi sono un po' consolato, cioè non proprio. Ma so per certo che è tornato sul suo pianeta, perché all'alba non ho trovato il suo corpo. Non era un corpo molto pesante, e di notte mi piace ascoltare le stelle.
sono come 500 milioni di sonagli. Ma ecco che succede qualcosa di straordinario. Alla museruola che ho disegnato per il Piccolo Principe ho dimenticato di aggiungere la cinghia di cuoio. Non avrà potuto attaccarla alla pecora. Allora mi chiedo, cos'è successo sul suo pianeta? Molto probabilmente la pecora ha mangiato il fiore. A volte mi dico, sicuramente no, il Piccolo Principe tutte le sere rinchiude il suo fiore sotto la campana di vetro e fa molta attenzione alla pecora. Allora sono felice e tutte le stelle ridono dolcemente. Altre volte mi dico, basta distrarsi una volta ed è fatta. Una sera si è dimenticato la campana, oppure la pecora è uscita senza fare rumore durante la notte. Allora i sonagli si trasformano tutti in lacrime. È proprio un bel mistero. Per voi che amate il Piccolo Principe, come per me, tutto cambia nell'universo se da qualche parte, chissà dove, una pecora che non conosciamo ha mangiato, oppure no, una rosa. Guardate il cielo, chiedetevi, la pecora ha mangiato o no il fiore? E vedrete come cambia tutto. E nessun adulto capirà mai che è una cosa di grandissima importanza. Per me, questo è il paesaggio più bello e più triste del mondo. È lo stesso paesaggio della pagina precedente, ma l'ho disegnato di nuovo per farvelo vedere bene. È qui che il Piccolo Principe è apparso sulla terra e poi è scomparso. Guardate attentamente questo paesaggio per essere sicuri di riconoscerlo se un giorno viaggerete in Africa nel deserto. E se vi capiterà di passare di là, vi supplico, non andate di fretta, aspettate un po' proprio sotto alla stella. Se allora un bambino viene da voi, se ride, se ha i capelli d'oro, se non risponde alle domande, indovinerete subito chi è. Allora, siate gentili, non lasciatemi così triste. Scrivetemi subito che è tornato. Avete ascoltato Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, lettura integrale a più voci coordinata da Leggere per Leggere, in occasione dell'8ª edizione della Maratona di lettura Il Veneto Legge. www.ilvenetolegge.it